Buon pomeriggio da Luigi Falco in diretta dal Comunale di Villa Citro per la 27esima giornata del girone A di promozione. Si affrontano la Villa Citrese e il Santere nello scontro per la zona playoff, con la Villa Citrese che ci arriva davanti in classifica grazie al sorpasso di 6 giorni fa. La vittoria in casa del Castiadas, la sconfitta invece per il Sant'Elena in casa contro Luta ha invertito le loro posizioni in classifica, ma oggi il Sant'Elena cerca il controsorpasso, guidato in panchina da Andrea Alloi alla sua prima panchina con i biancoverdi dopo le dimissioni di Alessandro Accardo. E allora aspettiamoci una sfida combattutissima, sicuramente equilibrata come lo è sempre stata negli ultimi anni, speriamo anche con più gol. Sono due squadre che negli ultimi 3 incroci hanno sempre fatto 0-0. Per rivedere i gol bisogna tornare indietro al ritorno della stagione 22-23, in quel caso proprio qua al Comunale la vittoria 2-0 di Luca Muscas e compagni. Muscas che aveva segnato una delle 2 reti in generale nelle ultime 5 partite. La Villa Citrese non ha mai perso contro il Sant'Elena. Villa Citrese che è anche imbattuta nel 2025, 10 risultati utili consecutivi. Sant'Elena dall'altra che in trasferta quest'anno non ha mai perso. E allora anche le formazioni delle due squadre, il Sant'Elena con quello che dovrebbe essere un 4-2-3-1, c'è Sanna tra i pali, dopodiché Tamburini, Dessi, Angiargia e Pina i difensori, Nain, Rotaru invece in mediana, Iesu, D'Agostino e Pedoni, i 3 alle spalle di Ferro. Dall'altra parte invece Fabio Toro tra i pali, dopodiché Matteo Pinna, Mattia Pinna, Saias e Pittau, mediana composta da Gastaldo e Cironis con Paolis più alto ad avvicinare a fare da rifinitore per la punta che sarà Lilliu. Esterni Azzei e Muscas, arbitra la sfida Andrea Truocchio da Sassari, gli assistenti sono Alessandro Cola e Francesco Carta. È ormai tutto pronto per l'inizio di questo scontro diretto, le certezze della Villa Citrese contro un Sant'Elena, tutto da scoprire, non per le sue qualità, quello assolutamente non mancano. E allora anche gli ultimi check, dopodiché si potrà veramente cominciare qui a Villa Citro. Primo tocco del Sant'Elena in maglia bianca, in celeste e blu scuro invece la Villa Citrese. Se si collocano proprio bene all'Annunziata contro un'altra squadra bianco-verde. E allora forse per casualità, forse con un po' di scaramanzia, la Villa Citrese ha scelto di non cambiare e adesso sembra che ci siamo per davvero. E allora si comincia ufficialmente al Comunale di Villa Citro con il primo giro palla proprio del Sant'Elena che con calma passa dal suo capitano Pinna, che cerca anche il primo lancio lungo di testa Iesu, fermato. Controlla invece la Villa Citrese per la prima volta in questa partita. La Villa Citrese che nelle ultime settimane è cresciuta tanto, soprattutto nella gestione del pallone, ma sotto tanti punti di vista quello che ancora manca è la finalizzazione. Pochi gol però centellinati e distribuiti bene, e infatti pian piano sta scalando la classifica e tra l'altro può permettersi anche uno sguardo in avanti dove la vetta è ancora lontanuccia, 8 punti, però il secondo posto soltanto 4 per provare a rimmergere il Tortolì anche nella paura di chi potrebbe rischiare di star fuori dalla zona playoff, una zona playoff ambitissima e ancora con tanti a caccia. Però nelle ultime giornate è chiaro che la lista delle pretendenti si sia leggermente assottigliata. Villa Citrese e Sant'Elena però sono pienamente dentro quella corsa. Matteo Pinna con le mani, si fa vedere incontro Paolis, ancora Matteo Pinna, fa mettere un cross in mezzo, ribattuto da Tamburini, sarà angolo per la Villa Citrese, il primo della partita. E allora il momento per le torri, tra quelle torri non c'è Pierluigi Porcu, squalificato per reciditività di ammonizioni. Mattia Pinna allora in quello che è quasi ormai un ruolo consueto, quello di difensore centrale per lui, in 2 sul pallone. Azzei dietro per Rosa Castaldo, uno schema, cerca la porta
e colpisce in pieno la traversa, il primo brivido della partita. Sant'Elena che se la cava e prova già a ripartire dall'altra parte con Dessì, si fa vedere a destra Iesu. Non trovati invece Nain che recupera, poi ancora Nain in mezzo al traffico, alla fine lui a perdere il pallone. Con Lilliu non riesce a tenere la palla lì vicino. Bell'inizio però, è chiaro che il destro forte di Rosa Castaldo abbia in qualche modo acceso questa partita, acceso anche il pubblico che pensava di assistere al solito studio di inizio match. Poi le proteste da parte di Ferro che avrebbe voluto forse un fallo di mano, ma da qua assolutamente sembrava non esserci. Simone Pittau resiste al disturbo, alla fine il pallone è anche uscito con l'ultimo tocco che è stato dell'attaccante argentino del Sant'Elena. 6 gol per Ferro fino a qua, Ferro che continua proprio a mimare il braccio largo secondo lui, ma neanche i suoi compagni sono sembrati d'accordo con lui. Truocco comunque era in zona, visto e ha giudicato tutto regolare. Saias, Lilliu la tocca per Paulis che riesce ad arrivarci prima di Pinna, poi buon lavoro di Dessì passando per Giargia. Nain in avanti, non trova Ferro, rimessa Villa Cidrese. La pressione deve essere attento a Mattia Pinna. Azzei, colpetto, disturbato anche lui da Tamburini. In avanti Dessì, quasi diventa buono per D'Agostino. Toro molto attento. Cirronis, Azzei, si fa vedere Paulis che poi richiama il passaggio all'indietro, ancora il 10 da Muscas che può controllare semi indisturbato perché poi è arrivata la pressione da parte di Pedoni e poi Muscas ha cercato un pallone molto complicato in avanti. Angiargia con naturalezza, ancora Angiargia, porta palla avanti Pinna. Tra l'altro Sant'Elena oggi senza Telogu e Zevitrebli e gli spalti qui presenti per supportare i loro compagni, chiaramente un po' anche rosicando perché queste sono partite che poi tutti vogliono giocare, soprattutto uno come Telogu che da anni una colonna portante della sua squadra. Intervento duro su Azzei, giudicato falloso da Truocchio. Giorgia ci sta, qualcuno chiama anche il cartellino, il solito gioco. Truocchio con molta tranquillità comunque mette tutti nella propria posizione e adesso conta i passi per la distanza, lì ci sarà soltanto D'Agostino. Sul pallone invece Rosa Castaldo a centimetri dal suo primo gol nella seconda esperienza alla Villa Cidrese. Grande botta, pizzico di sfortuna per quello che è stato finora l'unico periodo della sfida. Vediamo se ora arriva il secondo. Palla però troppo morbida, facile per Pedoni intervenire e poi in ritardo. Palla evidente da parte di Rosa Castaldo e Sant'Elena che può reimpostare col suo capitano verso Dessì.
vuole andare in avanti Nain, lo fa verso D'Agostino che riesce a toccare per Ferro. Ferro vorrebbe chiudere l'1-2, ci pensa troppo. Il ritorno di Simone Pittau. Muscas ancora dal suo terzino, aveva fatto molto bene D'Agostino insieme a Ferro, poi D'Agostino ha anche dato la traccia, si era inserito in area. A quel punto Ferro poteva scegliere se o andare però velocemente da lui o provare a prendersi il centro e a quel punto chissà magari calciare, perché lo spazio per prendere quella decisione c'era. Ci ha pensato troppo l'attaccante. Da quel punto ne ha approfittato Pittau. Pittau che adesso riceve palla a sinistra. Mattia Pinna verso Matteo Pinna. Tra le linee Rotaru. Pallone che deve essere riconsegnato dalla panchina della Villa Cidrese. Nispalti d'altra parte presente oggi, presidente Marocco, all'ultima in casa era assente, quella vinta contro la Tarros. Partita seguita su YouTube, su Directa Sport, direttamente dalla Spagna. Mentre uomo a terra per il Sant'Elena. E primo sicuramente borraccio d'acqua, ma credo anche ghiaccio spray della partita. Giù, se vedo bene, Tamburini. Sta toccando la caviglia sinistra o lo stinco, siamo lì. Ne approfittano anche per parlare, forse Trocchio avrà chiesto all'assistente Francesco Carta dalla sezione di Oristano: ma tu hai visto qualche fallo, hai visto qualcosa? Ma a giudicare da quella bandierina sempre rimasta bassa, direi che Carta non ha visto nessun intervento falloso. Quindi momentaneamente fuori Tamburini per il regolamento, chiede già di rientrare. Adesso Trocchio si girerà appena possibile, lo fa rientrare appunto per ristabilire la parità numerica. Forse troppo con le mani Cirronis, non secondo Trocchio. Da un pin all'altro fa girare palla la Villa Cidrese con Saias. Muscas, Rosa Castaldo, Pittau si allunga, poi Dessi. D'Agostino in mezzo a due, resiste D'Agostino, sempre uno spazio, c'è Peidoni a destra, D'Agostino verso il centro, poi è un tocco leggermente lungo e infatti Jesu non riesce a tenerlo in campo. All'inizio addirittura l'impressione di un tiro sballato e invece un tocco a cui è mancato, anzi in cui c'è stata leggermente troppa forza, una trivela non riuscita. Possiamo anche definirla con la palla che doveva un po' più girare secondo me delle intenzioni di D'Agostino. Nulla da fare invece sia per lui che per Jesu. Ringrazia la Villa Cidrese che riprova a farla girare. Rosa Castaldo cambia tutto ma non trova Paulis. Difficile però fino a qui in entrambe le parti trovare determinati spazi. Entrambe le squadre sono abbastanza ben posizionate in campo e allora o vinci un duello oppure fai un'apertura così molto interessante, ma c'è fuori gioco. Bella però veramente l'apertura di Nain di prima intenzione. Ho visto la luce in mezzo a centrale e terzino, in questo caso sì che la palla ha girato perfettamente. Fuori gioco secondo il primo assistente Alessandro Cola, fuori gioco di Jesu.
Saias in avanti per la corsa di Paulis, De Si controlla, grande prudenza da una parte e dall'altra, tra le due qualcosina in più da perdere potrebbe averla il Sant'Elena, perché chiaramente con un pareggio la Villa Citrese resta lì, anche se rischia chiaramente di farsi raggiungere, ricordando che ci sono, mentre pallone va sul fondo, ci sono il Guspi a -2 dalla Villa Citrese, con Cagliari comunque a -4, sono loro due quelle più vicine, poi Ocancala Tarros. Tra l'altro in questo momento classifica, se andate a vederla su campo, c'è aggiornata almeno con quelli che dovrebbero essere i risultati finora al pomeriggio, ma senza grandi spoiler, tutto fermo sullo 0-0. Rimpallo con Pittau che alla fine mantiene il possesso sul disturbo di pedoni. Paulis, Pittau, non si capiscono neanche Lilio e Muscas in questo movimento. In panchina il grande ex Mauro Ragazzo, e stanno un po' soffrendo Liliu, Muscas e Paulis a trovare quella posizione di riferimento offensivo. Dall'altra parte invece il riferimento offensivo è Ferro, a cui piace tanto muoversi, a quel punto anche D'Agostino può essere pericoloso. D'Agostino che però adesso è tornato indietro di qualche metro insieme ai suoi compagni, palla in mezzo che non poteva trovare nessuno se non Toro, che l'ha appoggiata a Mattia Pinna, e poi però anche ha detto calma, non dobbiamo avere fretta, anche perché per quello che abbiamo visto fino a qui questa è chiaramente una partita da affrontare con grande pazienza. Matteo Pinna prova ad andare lungolinea, gliel'ha toccata Jesu. Liliu, ancora la Villa Citrese. Cirronis riesce a toccarla per Matteo Pinna, ne va 2 addosso, ha fatto un buon lavoro. Poi Azzei deve tenere botta, lo scarico, ancora Cirronis, e alla fine rimessa a Villa Citrese con Paulis che per una volta ha sbagliato uno stop semplice, per la sua squadra se l'è cavata ancora il possesso. Mattia Pinna, da Rosa Castaldo a Pittau, c'è lì vicino Liliu. Muscas prova a inserirsi, Liliu invece a fare da solo. Liliu, Paulis potrebbe cambiare verso Azzei, ci pensa, poi sceglie una giocata più vicina da Cirronis che poi va da Matteo Pinna. Adesso Azzei, facile chiuderlo, adesso un po' meno. Scarica ancora, Paulis cambia di nuovo verso Muscas che deve inseguire, fa girarsi subito, mi ha aggredito da De Si che alla fine non ha commesso fallo, ma il pallone è uscito, ha alzato anche la bandierina all'assistente, però da qua devo dire non era sembrata uscita, quantomeno non del tutto, però si gioca ancora col pallone ancora ai giallo-blu. Cambia tutto Liliu, Azzei deve inseguire disturbato da Tamburini. La girata di Azzei, il pallone non è andato verso l'angolo come avrebbe sperato Azzei. E il Sant'Elena allontana, è comunque un pallone riconsegnato ai padroni di casa. Alla fine invece possesso Sant'Elena.
che con calma si risistema per far salire anche gli uomini dopo aver aspettato basso sulla lunga manovra della Villa Citrese. Ferro va a girarsi, arriva la chiusura di Matteo Pinna, Rotaru a sinistra da Jesu e mette un cross molto lungo, molto alto soprattutto, e allora si riprende con la rimessa al fondo. Mette giù con calma Toro, lì vicino Saias vuole giocare corto la Villa Citrese. Per ora nessun rinvio lungo. Paulis, Castaldo, bella uscita dalla Villa Citrese, Cirronis, Matteo Pinna, però se alza il pallone così la Villa Citrese diventa facile per il Santerena apprezzare. E bravo Jesu a poi a portarne a spasso due, ma non ha subito fallo. Anche qui qualche dubbio, fa correre tanto Truocchio. Qua invece non ci sono dubbi sul fallo e anche su quello che è il primo gelo della partita. Si lamenta Tamburini, diciamo che però così non reagisce nel migliore dei modi, perché si poteva discutere se falloso o meno l'intervento su Jesu, però più col corpo, con braccia, spalla, su invece un tackle diretto, tra l'altro da terzino. Non è saggio farsi ammonire così. Pittau da Castaldo, poi Paulis, Muscas. Non si capiscono D'Agostino allora per guidare il suo Sant'Elena. Ha poco spazio, prova a girarsi, a cercare un aiuto, lo trova in Rotaru, Pietro da Angiargia, Tamburini e ancora giro palla. Si è risistemata la Villa Citrese e il Sant'Elena deve ragionare, facendo partecipare alla manovra anche Sanna. Intercetta bene invece Azzei. Rosa Castaldo, Pittau prova a dare uno strappo interessante. Cirronis ci pensa un po' troppo, se l'è sistemata per andare col destro ad aprire, però così facendo ha perso quel tempo. Possesso ancora Villa Citrese, però entrambe le squadre non stanno riuscendo ad avere quel cambio di passo nel momento clou dell'azione. E a quel punto per le difese diventa molto più facile chiudersi, trovare la posizione corretta con la marcatura che magari salta su un cambio da destra a sinistra, e il risultato è che siamo 0-0 e c'è stato un solo pericolo nato da un tiro dalla distanza. Lì prova a creare il secondo, Angiargia respinge e poi Jesu allontana. Sulla seconda palla D'Agostino ha bisogno di una mano, Rosa Castaldo a schermarlo, arriva anche Muscas e allora cerca compagni D'Agostino, ma ancora una volta una cosa fatta bene, poi però manca la velocità. Adesso invece il cross dall'altra parte di prima, Pedoni, interessante, Nain, nuovo cross, palla che gira per il gol del Sant'Elena, ma fuori gioco. No, o no? È gol alla fine? Credo che sia gol alla fine. Non si è capito benissimo, adesso di nuovo bandierina alzata. Qua non capisco esattamente, Saias dice, e arriva anche Pila, sa di la stessa cosa. L'assistente ha alzato la bandierina, ci siamo fermati. L'assistente che è Alessandro Cola, ma io credo che Truocchio abbia convalidato il gol, nel caso gol da parte di Ferro.
è stato lui a colpire di testa e dovrebbe essere gol, anzi, visto che VAR non esiste in questi campi, ovviamente vi dico che gol è 1-0 e io dubito molto fortemente che Trocchio possa tornare indietro con la sua decisione, e quindi si ripartirà da 1-0, si riparte da 1-0 per il Sant'Elena, che è avanti con quello che è anche il suo primo vero tiro della partita. Il colpo di testa di Ferro vale il vantaggio quartese. Sant'Elena in questo momento di nuovo terzo in classifica, chiaramente episodio che farà discutere. Io ho cercato di ricostruirvi nel migliore dei modi, da quello che si poteva capire, il dato di fatto, la certezza che è avanti la squadra di Andrea Loi, deve inseguire quella di Alberto Piras. Ci riprova ancora il Sant'Elena intanto per colpire, per trovare subito il 2-0 con Ferro, che sarà risposta sul destro. Ferro, murato, angolo, e il Sant'Elena adesso ruggisce. Calcio d'angolo, cerca il 2-0 il Sant'Elena dopo 24 minuti. Il cross di Jesu, Angiargia non riesce a trovarla, poi allontana la Villa Cidrese che prova anche a ripartire. Azzei lanciato da Cironis, l'arrivo di Dessi che chiude la diagonale e poi finisce anche giù sulla spintarella di Azzei, spintarella in corsa, spintarella fallosa, e al Sant'Elena va bene così. Ancora giù Dessi, tra l'altro. Adesso si era alzato, parla con lui D'Agostino. Poi Tamburini dice tutti su perché vuole andare a lungo. Prova a trovare Ferro, Mattia Pinna. Disturbo anche di Rotaru, Matteo Pinna stavolta a allontanare, giù Azzei, ma la palla della Villa Cidrese che gioca male con Paulis. Jesu, D'Agostino si muove, dall'altra parte invece Ferro, palla per lui, interessante, non riesce l'aggancio con l'esterno, poi però la tiene in campo Ferro. Secondo palo verso D'Agostino che ha saltato in anticipo e poi ha colpito tornando dietro col corpo. Era difficile fare meglio di così, ma è chiaro che adesso il Sant'Elena è più in fiducia. La Villa Cidrese ha voluto dare subito una dimostrazione di essere dentro comunque a pieno la partita, però visibilmente ferita da uno svantaggio quasi inaspettato, sia perché stava comunque tenendo bene il pallone, sia perché era una partita che non stava dando spunti. Il primo spunto è stato quello decisivo ed è stato il colpo di testa di Ferro. Colpo di testa che in questo momento vale il ritorno in zona playoff a 6 giorni di distanza del Sant'Elena. E tra l'altro Sant'Elena che torna a segnare contro la Villa Cidrese dopo ben 4 partite senza riuscirci, anche questo è un dato. Sant'Elena che ha subito 2 sconfitte, ha ottenuto 3 pareggi negli ultimi 5 scontri della Villa Cidrese. Occhio intanto a Lelleu, adesso apre per Paulis,
che riflette, adesso un cross troppo basso, poi Cirronis di prima intenzione, addosso all'Angiargia, ancora Cirronis che lotta ma non ha la seconda chance per calciare. Poca convinzione sia nel cross di Paulis sia nel tiro di Cirronis. Risultato, due palloni abbastanza facili da intercettare da parte del Sant'Elena, però qualcosa si è visto adesso. Si vede anche una Villa Cidrese che sta sentendo la mancanza del suo bomber là davanti. Ragazzi in panchina, immagino anche per qualche acciacco fisico, altrimenti in una partita così dubito fortemente che Piras avrebbe fatto a meno il suo miglior marcatore, soprattutto dopo che gli ultimi 6 punti li ha portati lui con 3 gol in 2 partite. Un attaccante però che per ora deve guardare la panchina. Muscas, posizione regolare, forte in mezzo, non trova Zey per poco, ma la Villa Cidrese c'è. Con le mani è pronto ad andare Tamburini. D'Agostino incontro. Tamburini va a lungo. Ferro. 2 finte. Poi di nuovo dietro. Il pallone che gira verso Angiargia. La mette fuori Pinna perché è ancora giù Ferro per il Sant'Elena. Non so esattamente se abbia un problema fisico con il contrasto, liberandosi il pallone abbia preso una botta dura. Ancora giù l'Argentina, ghiaccio spray anche per lui. Intanto ne ha approfittato per bene Liliu e Pitta, hanno approfittato a quel punto Piras per dare indicazioni che sono arrivate anche a Jesu e Dessina del Sant'Elena. Anche loro hanno approfittato per dissetarsi. C'è da dire che non è sicuramente torrido, però quando non si fa sentire il vento c'è caldo oggi a Villa Cidro. Gioco intanto ripreso con Ferro che ancora zoppica, ma aspetta un momento per rientrare. È arrivato, attacca la Villa Cidrese. Liliu passa su Pinna, ancora Liliu, vuole superarli tutti. Liliu toccato con fallo, spintarella di Pinna che poi se la prende con Nain, dicendogli che doveva esserci lui lì. Nain non ci sta a questa accusa del suo capitano. I due però devono rimanere concentrati sul pallone, su questo calcio di punizione. La Villa Cidrese cerca il colpo del pari sul pallone Rosa Castaldo, fuori dall'area di rigore. Oltre a lui soltanto Matteo Pinna e Simone Pittau, oltre che Fabio Toro, ma tutti gli altri sono dentro per i giallo-blu. Sant'Elena interamente dentro la sua area di rigore, in 2 in barriera, e sono D'Agostino e Jesu. Ha fischiato Truocchio, palla bassa Zey col braccio e infatti viene fischiato il fallo in attacco. Credo che abbia provato più un colpo a sorpresa Castaldo, cerca di dare forza
e sperare magari o che il pallone passasse e basta per infilarsi in rete o che magari una deviazione anche di un difensore portasse l'autogol. E invece la deviazione è stata di Azzei, ma verso il braccio stesso di Azzei, e il Sant'Elena sorride. Sant'Elena che adesso prova anche a attaccare con Gonzalo Ferro, fermato da Pittau. Lilleu, la pressione di Dessì. Pittau, Rosa Castaldo, non la butta la Villa Citrese. Saias. Escono bene dalla pressione i difensori giallo-blu. A destra ci sarebbe Matteo Pina, palla in avanti per Paulis. Riprima bene per Cirronis. E allora strappa applausi al pubblico. Azzei, sono in 3 nella di rigore. Azzei va da solo, Azzei giù, calcio di rigore! Giocata di Azzei. E adesso sì, la chance per la Villa Citrese di rimettere tutto in pari. Sembrava aver perso l'attimo Azzei, invece grande giocata, ne ha superati 3 e adesso Paulis col pallone in mano per ora per fare 1-1. Ancora le proteste davanti a Truocchio. Da qui il contrasto falloso sembra esserci stato. Poi sarebbe un intervento da rivedere chiaramente. Voi potete farlo tornando dopo la diretta, ma se proprio devo dirlo vi consiglio di farlo dopo, magari a fine primo tempo, quando non rischiate di perdervi nulla. Ci siamo. Paulis all'angolino, aveva intuito Sanna, ma lì non ci si arriva e allora ha rimesso le cose a posto il 10 della Villa Citrese. 1-1 al comunale di Villa Cidro per scacciare almeno la paura, e poi anche l'abbraccio con Azzei per ringraziarlo perché è stato lui a conquistare il rigore. Il gioco già ripreso, diciamo che finora quello di parità è il risultato giusto. E con 2 gol anche, ripeto, meglio degli ultimi 2 precedenti. Intanto però Sant'Elena che già risponde col pallone di mezzo forte, poi palla allontanata, non c'è angolo. Non riesce a uscirne però la Villa Citrese. Ancora il Sant'Elena che può tornare indietro da Angiargia. Di vicino Pinna e a destra Dessì. Ancora Tamburini, fino in fondo Tamburini passa senza fallo su di lui. Ancora giù Tamburini. Villa Citrese che però non si ferma, ma la riconsegna al Sant'Elena che può scegliere cosa fare. Pinna sceglie di giocare. Angiargia pure sta ancora guardando, adesso Angiargia ci pensa e decide di dare modo a Truocchio di controllare le condizioni del suo compagno. Giù ricordo Tamburini che si era alzato adesso. Poi non so con chi ce l'abbia di preciso Tamburini, forse con D'Agostino. Alla fine però Sant'Elena che ha comunque il possesso, palla riconsegnata con fair play dalla Villa Citrese. Pinna, Angiargia. In avanti, intervento di Cirronis, poi Azzei. Paulis, passa! Ma arriva anche un'ottima chiusura di Tamburini che non si arrende, lo spazio era veramente stretto, si è girato e ha conquistato la rimessa. Bella giocata del terzino del Sant'Elena.
lungo Pinna, D'Agostino, bene col petto, resiste l'arrivo di Liliu, non al secondo intervento di Saia. Liliu, a spazio Liliu verso il centro, Liliu può pensare al tiro, Liliu giù senza fallo, poi il mancino di Muscas e poi il giallo a Pinna per le proteste. Su questo non c'è dubbio. Ho qualche dubbio invece a quel punto sulla decisione di non fischiare su Liliu, perché Liliu è caduto come se abbia ricevuto un po' una spinta e se c'è quella spinta, seppur leggera, in velocità così, uno è normale che cada perché è in corsa e a quel punto il fallo andrebbe fischiato, altrimenti penso ci fossero anche gli estremi per una munizione per simulazione, ma bisognerebbe vederla dal punto di vista di Truocchio. Altra caduta, questa volta di Jesu, stesso giudizio avuto dall'altra parte a parte di Truocchio, quasi subito messo alla prova, vediamo se capita dall'altra lo fischio o non lo fischi. Da questo punto di vista assolutamente coerente il direttore di gara. Muscas si gira, Liliu va via, subisce il fallo. Matteo Pinna per Matteo Pinna, ancora a lungo Matteo Pinna, Angiargia prima di Azzei, può fare tutto Angiargia, sceglie di toccarla corta, una Sant'Elena che può non buttarla, però sceglie di andare avanti. Jesu e il fallo è suo, dato lui ad arrivare in ritardo. Si rialza ora Cirronis. Pittau, Saias, ancora Saias che guarda avanti, allarga bene per Paulis che la fa passare la via di mezzo tra Liliu e Muscas, poi Pinna anche da terra e alla fine ha commesso fallo. Calcio di punizione. Chance Village Idrese. Liliu e Muscas sul pallone. Liliu 0 gol finora in stagione, ma conta i passi per andare al tiro. E pensate se arrivasse proprio così il primo gol, proprio con un calcio di punizione, proprio nello scontro diretto per il terzo posto. Un 4 in barriera, non una barriera così bassa. Ci prova comunque Liliu, va addosso a Jesu. Ancora Village Idrese. Scavetto, sta arrivando Saias in fuorigioco. Ha alzato la bandierina Francesco Carta ed è rimessa dal fondo. Praticamente rimessa dal fondo. Cambia qualche centimetro. Passiamo lì. 42esimo che sta per scadere, poi 3 minuti, poi il recupero, 1 minuto ci sarà. Cirronis, però ancora attendiamo l'ufficialità. Lancio verso D'Agostino, Saias in qualche modo. Rosa Castaldo. Matteo Pinna
lancia a lungo, subito il fallo Rosa Castaldo, fallo che alleggerisce la Villa Citrese dalla pressione del Sant'Elena. Mentre proprio negli ultimi minuti dovrebbe aver segnato il Guspini, il gol del vantaggio a Urroli. Guspini pienamente interessato a questo duello, mentre senza fallo il Sant'Elena. E allora Dessi non trova Ferro, Saias poi prova a evitare l'angolo, ci riesce. Pittau. Rosa Castaldo, pressione anche su di lui, lancio lungo, adesso su ufficiale un minuto di recupero. Però è presto, già ve lo dico, siamo all'inizio del 44esimo. Strano aver già visto le informazioni ufficiali sul recupero, anche perché poi, come vedete, anche adesso qualche secondo si perde in una situazione come questa, si potrebbe perdere ancora da qui alla fine del tempo regolamentare. Anche cambio di pallone, tra l'altro. Muscas restituisce un fair play. Angiargia rischia su Azzei, arriva anche Paoli, Sanna la tiene lì. Saias, poi c'è il fallo a centrocampo, non ci sta Nain, e allora il colloquio con Truocchio, tutto molto leggero. Matteo Pinna in avanti per Azzei, controlla, vediamo se riesce a girarsi e crossare, a Cirronis per lo scarico, anche se non scontato. Tamburini con l'ultimo tocco suo, però Truocchio ha visto il fallo e quindi calcio di punizione Sant'Elena. Tra qualche secondo inizierà il minuto di recupero. Lancio lungo, la testa di Mattia Pinna, poi Paulis. Buono il controllo, è in mezzo a due, non riesce a tenerla. Fallo invece di Cirronis, giallo per lui, è il primo ammonito della Villa Citrese, che si aggiunge a Tamburini e Pinna in un primo tempo comunque corretto, con gialli arrivati due per interventi duri, quello di Tamburini e quello appunto ora di Cirronis, per protesti invece quello subito da Pinna. Su questa punizione dovrebbe anche chiudersi il primo tempo. E allora in avanti il Sant'Elena, Nain di testa con la sponda, alza il traversone Saias, poi Paulis controlla e allora Truocchio dice che va bene così. Per il momento a Villa Cidro è 1-1, ha portato avanti i suoi Gonzalo Ferro, ha risposto sul rigore Gianmarco Paulis. A tra poco. Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale.
Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il Consorzio Griffoni. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Linea di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya, ancora Dumbuya per la rovesciata che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tenuto col portiere Cascero. Il Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi. Sua posizione Pilloni. Si va da Calarco. Calarco! Solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non va per una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Bleutis. Di Aramu, Calaresu. La tiene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta. E l'1-0 migliori senesi. Lupo in linea di rigore Lupo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta Aloia! Con il muro vincente ed eccola qua la festa e vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody in here ready to fight on this night, you better just run for your life. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too.
Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Di nuovo in diretta dal comunale di Villa Cidro, tra pochissimo inizia il secondo tempo di Villa Cidrese Sant'Elena, 1-1, fino a qui ha portato avanti il Sant'Elena. Gonzalo Ferro, colpo di testa, proteste poi sul fuorigioco, non fuorigioco, bandierina alzata dall'assistente, 1-1 è arrivato su calcio di rigore, discusso anche quello sulla leggerezza dell'intervento, le proteste del Sant'Elena, rigore realizzato da Paulis. Cambia intanto perché Pedoni va fuori ed è entrato al suo posto con la 14 Minerva, anzi sta entrando adesso, in effetti un Pedoni che non si è visto tantissimo nel primo tempo. E allora Minerva a provare a fare qualcosa di diverso, per il resto gli effettivi dovrebbero essere gli stessi che hanno cominciato la partita, a partire da Gabriele Sanni in porta per il Sant'Elena, poi ci sono il capitano Pinna, Giargia, Tamburini, Dessi, Rotaru, Nain, Iesu, D'Agostino, appunto Minerva davanti Ferro, dall'altra parte invece Toro tra i pali, poi Pittao, Saias, Mattia e Matteo Pinna, Rosa Castaldo, Cirronis, Muscas, Paulis, Azzei e Lilleo. L'arbitro invece della sfida è Andrea Truocchio, gli assistenti Alessandro Cola e Francesco Carta. E la classifica in questo momento vede Villa Cidrese ancora terza, davanti di un punto al Sant'Elena, ma vede anche il Guspini che dovrebbe averla agganciata proprio lì in zona playoff grazie a un momentaneo vantaggio sul campo dell'Orolese. Pinna, uno degli ammoniti insieme a Tamburini e Cirronis, gialli che chiaramente possono fare la differenza da qui alla fine della partita, soprattutto anche sulle scelte dei due allenatori. Il primo cambio c'è stato per Andrea Alloi nella sua era da allenatore del Sant'Elena. Anche Piras non è uno che tende a ritardare più di tanto le prime sostituzioni, chissà che non stia già ragionando o anzi non abbia già preventivato dei cambi e stia solo aspettando il momento giusto per effettuarli. Muscas, buon lavoro, la gira a destra da Matteo Pinna. Paulis, Tacirronis, fermato l'altro 8, Rotaro prova a uscire, palla al piede, è pressato e si affida a Minerva che sta basso, con Rotaru che ha alzato il suo ruolo, quello di trequartista, D'Agostino libero di muoversi partendo largo sulla destra per poi diventare l'attaccante insieme a Ferro. Tamburini intanto fermato senza fallo, c'è qualche dubbio però si gioca. Numero 5 come si chiama? Il capitano? No, no.
Paulis. Dietro da Pinna. Toro. Mattia Pinna. Rosa Castaldo. Apertura verso Muscas. Ha già rinculato il Sant'Elena. A questo punto osserva Ferri, invece fa di più, disturba Castaldo, gli prende il pallone poi insieme a Minerva senza commettere fallo. D'Agostino si propone davanti Minerva, il pallone sarebbe per lui, fermato a metà, però anche fermato in out mentre scivola di D'Agostino, che per fortuna non si fa niente. Cambio gioco, trovato Jesu che può affrontare uno contro uno. Pinna passa, bella idea di Jesu, posizione regolare, anzi no, alzato la bandierina Francesco Carta. Bella idea di Jesu, prima come se n'è andato da Matteo Pinna, poi come ha premiato il movimento di tamburini. Partito secondo Carta con leggero anticipo. Ringrazia la Villa Cidrese che fa di nuovo girare il pallone tra le sue maglie. Matteo Pinna addosso a Jesu, poi Rotaro a metterci la testa. Di prima in avanti il pallone per Ferro. Saias si complica la vita, Ferro sbuca davanti, scivola anche da solo, lo sa, infatti non accenna alcuna protesta. Ha fatto di tutto per mettersi davanti, ha messo così tanto il corpo avanti che poi ha perso l'equilibrio, però ha rischiato Saias. Pittau avanza, Pittau un po' di spazio, si sta restringendo, Pittau prova comunque a andare, la palla arriva a Leliu e gioca la Villa Cidrese, poi scivola Leliu sul più bello, salva allora Nain e cerca D'Agostino. Pinna in avanti, Gonzalo Ferro prova a girarsi, nuovo duello con Saias, stavolta più duro Saias, ma ancora una volta non c'è fallo. Paulis. Ancora Matteo Pinna, da Mattia Pinna. Palleggia la Villa Cidrese, si muove Cirronis, visto in area, in mezzo, Azzei Murato, ancora Muscas, tutto buono, Liliu da Paulis, addossa Minerva, poi Cirronis non la tocca e sarà rimessa al fondo, però a questo punto da dire che c'è l'errore di Truocchio, direzione abbastanza netta. Si riparte dai piedi di Gabriele Sanna. È pronto ad andare lungo il portiere del Sant'Elena. La testa di Nain, poi D'Agostino a far paura anche a Mattia Pinna. D'Agostino apre bene da Jesu con un po' di spazio, Jesu in mezzo, alla fine semplice rimessa al fondo, servito coi tempi giusti, poi Jesu ha cercato il cross sul secondo palo, troppo alto per chiunque. Erano arrivati in 4 del Sant'Elena, che per come si hanno messe le cose avrebbe potuto fare di più. Ho fischiato il fallo Truocchio. Mattia Pinna.
Rosa Castaldo ancora da Mattia Pinna. Si guarda in avanti Isaias, però difficile trovare un compagno. Anche questa volta l'idea di cambio per Azzei non è sbagliata, però tutti molto fermi, allora la testa ce la può mettere Tamburini. Certo, in questo caso la Cilese male non va, guadagna comunque metri, può provare ad alzare il suo baricentro. Pallone è uscito. Jesu dice calma e allora Tamburini torna ad Angiargia che però è già pressato. Deve andare lui lungo, testa di Matteo Pinna. Mattia Pinna prima di ferro, Cirroni salza il campanile. Angiargia, Rotaru, Cirroni si lo disturba, però Cirroni deve stare attento perché è già ammonito, infatti molla la presa. Jesu, cambio gioco, Pittau, De Se a mantenere il pallone in campo, a mantenere viva la manovra dei suoi, ma sbaglia anche per la scivolata di Nain. Cirronis a sinistra da Muscas, su di lui Dessi, arriva Pittau a dare una mano, Muscas passa, poi toccato con fallo, calcio di punizione. E da lì, nonostante tutto, la Villa Cidrese può pensare ad andare col cross in mezzo all'area di rigore. E infatti Saia si muove, Mattia Pinna no, però anzi adesso richiamato anche Mattia Pinna. Ma col cross la Villa Cidrese, sul pallone sempre Rosa Castaldo che ha praticamente monopolizzato i calci da fermo. Buon pallone, ma è andato a finire in mezzo a tre maglie bianche. La Villa Cidrese però può restare in avanti. Con le mani Matteo Pinna. Castaldo potrebbe venire incontro, alla fine è Lilleu a farlo, con Tamburini che lo disturba. Ancora Lilleu che non è l'ultimo a toccare. Il possesso è ancora giallo-blu, ma ha poco spazio da quella parte della Villa Cidrese. Adesso se l'ha fatto vedere Rosa Castaldo, pure Paulis, lui viene scelto, ma Matteo Pinna si è dimenticato di tornare in posizione, o addirittura c'è il cambio fallo. Direi cambio fallo perché si riprende con la rimessa del Sant'Elena. In avanti Mattia Pinna, dietro da Toro, Rosa Castaldo, ancora lui due volte, ma il pallone del Sant'Elena che allora prova ad attaccare. Cirronis disturba. Si gioca tanto sui duelli individuali, infatti, però di contrasti e di rimpalli e di calci di punizione come questo conquistato da Jesu. La posizione è quella per andare con un cross in mezzo, un po' centrata, e questo è un male per Jesu che è lì, per Pinna, per D'Agostino, però chissà, a volte può essere anche la posizione per cercare un tiro inaspettato, anche e soprattutto vista l'altezza della barriera sistemata da Fabio Toro. Muscas e Matteo Pinna che sono agili, veloci, ma non sono proprio alti. Ma la posizione del corpo di Jesu non è quella di chi può andare a colpire verso la porta. Cross però interessante che gira, Toro si ritrova la palla tra le mani dopo il colpo di testa, strappa gli applausi.
però erano in due completamente storie del Sant'Elena. Situazione per certi versi molto simile al gol del vantaggio dei quartesi. Stavolta è mancata la precisione. Paulis, Pinna, Matteo Pinna, poi di nuovo Mattia. Paulis, si gira Saias dal suo compagno di reparto meno marcato. Palla in avanti per Azzei, buono il controllo. Cirronis vede la porta, vede l'idea di cross sul secondo palo. La palla non è irresistibile. L'idea però non era male. Lungo Sanna. Cirronis quasi a restituirgliela. Quasi per dirgli prova a battere meglio. E Sanna sceglie di andare sul sicuro giocando corto per Angiargia. Gonzalo Ferro fermato, ma il Sant'Elena gioca ancora di prima. Jesu molto bene per D'Agostino al volo, ci ha provato D'Agostino, non ha inquadrato la porta, ma ha fatto bene a provare, anche perché tanto era solo. Fare di più era molto difficile. Saias, Toro a lungo, a testa di Minerva. Nain, il contrasto con Rosa Castaldo, poi in ritardo Minerva, respira la Villa Citrese. Quasi un quarto d'ora del secondo tempo, partita quasi identica a quella a cui abbiamo assistito nei primi 45 minuti. Le due squadre sembrano comunque giocare col freno a mano, a parte con questi lanci per Azzei! Azzei porta avanti la Villa Citrese e meno male che era una freno a mano tirato, sicuramente non lo era il lancio di Rosa Castaldo, perfetto, come perfetto è stato il controllo di Azzei e poi la messa con lucidità sotto la traversa, rimonta completata della Villa Citrese che va avanti 2-1. Ma situazione quasi identica a quella del primo tempo, in cui, parlando di un ritmo blando di partita, una partita un po' da stappare, si era stappata appena fatto questo discorso, dopo qualche secondo. Ha fatto veramente un gran gol la Villa Citrese per riportarsi avanti e scappare in questo momento a +4 dal Sant'Elena, mantenersi a +2 dal Guspini. Chiusura di Matteo Pinna, Sant'Elena che sarà obbligata ad alzare i giri, a portare uomini più avanti. L'1-0 era perfetto per quello che aveva fatto vedere come tattica preimpostata di partita. Già l'1-1 rimetteva le cose un po' più in difficoltà. Adesso la squadra di Andrea Loi è chiamata a dare qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo visto. Non facile contro una Villa Citrese che sta lavorando e sta avvicinando l'11° risultato utile consecutivo e soprattutto in questo momento la terza vittoria consecutiva, come era riuscita la Villa Citrese quest'anno soltanto una volta, ed era tra settembre e ottobre. Azzei, nuovo cross per Lilliu, a centimetri Lilliu dal primo gol in stagione, non è arrivato e adesso sì che la partita sembra essere sbloccata. Muscas in anticipo su Ferro, che poi usa troppo il fisico secondo Truocchio, ed è calcio di punizione, quasi una maledizione del gol quella di Lilliu.
che si è allungato il più possibile, forse l'ha anche toccata la palla sfiorata, ma non abbastanza per deviarla in rete. Momento difficile del Sant'Elena, con Nain che alza la voce per spronare i suoi, per vedere una reazione. Il momento invece forse propizio per gli uomini di Bebo Piras per andare a trovare un altro gol, per cercare il colpo del KO, anche se la sfida è ancora lunga, perché siamo soltanto al 19° minuto. Si tocca la testa De Sé sull'ultimo contrasto, la mette fuori Tamburini e Trocchio gli stanno indicando, anche Paulis, che c'è giù De Sé, ma si sta alzando proprio in questo momento, quindi non ci sarà bisogno, immagino, dell'intervento della panchina del Sant'Elena. Trocchio giustamente a quel punto si è comunque avvicinato a sincerarsi le sue condizioni e il gioco riprende con Paulis che restituisce il pallone. Quattro in movimento intanto nella panchina del Sant'Elena, 4 anche in quella della Villa Cidrese. Un cambio da parte del Sant'Elena, ricordo Minerva per Pedoni, 0 invece fino a qui da parte della Villa Cidrese. Questa è poi una di quelle partite in cui succede tutto il contrario di quello che dico. Non dico che la partita è lenta, arrivano i gol, quando dico che Piras è un allenatore che solitamente i cambi li fa presto, oggi sembra non essere intenzionato a fare, almeno per il momento. Poi la partita è lunga, anche chiaro che questa è una partita di quelle dove i dettagli fanno la differenza, le marcature, i duelli personali fanno la differenza, e in questi casi gli allenatori ci pensano 2 volte a cambiare, lo fanno o perché veramente sono scontenti di un giocatore, come può essere stato nel caso di Minerva per Pedoni, altrimenti è difficile fare cambi. Azze intanto ha provato ad andare via, Pinna ha chiuso, poi Cirronis, alla fine l'ultimo tocco è suo. Paulis dice ai suoi compagni: saliamo, diamo fastidio, dobbiamo farlo su questi palloni. Cirronis prima di D'Agostino, anche prima di Rotaru, poi Giulio Rio senza fallo, Rotaru bene in uscita, Ferro vuole andare in avanti, scivolata a Musca, sconfallo, arriva il giallo. Pochi dubbi, fallo abbastanza netto. Mi ha sorpreso un po' che Ferro non abbia cercato, anche perché secondo me l'ha vista l'uscita laterale, ha cercato invece di girarsi e andare da solo, ma è andato realmente da solo contro una difesa schierata. Alla fine però ha avuto la ragione, perché grazie a questo calcio di punizione riguadagnano metri suoi. Rotaru, sì, si va a vedere in avanti, non riesce ad andare sul pallone grazie al disturbo fisico di Pitau. E Ferro a sistemare il pallone a Toro. Tanto cambio fuori Tamburini e dentro Daniel Anedda, fuori un ammonito il Sant'Elena. Ma tatticamente non dovrebbe essere cambiato nulla, infatti lo vedete Anedda che è lì vicino ad Azzei. Secondo cambio effettuato da Andrea Loi, ha avuto veramente poco tempo per prepararla. Occhio a Minerva intanto col destro, palla alta,
Vuole andare lungo anche Toro. Il primo tempo ha sempre giocato corto. Adesso è un'altra fase, mentre sta arrivando il momento di Manuel Piras. Sta arrivando il momento del primo cambio di Piras, che da quando c'è, praticamente è la prima volta che ce l'ha realmente a disposizione. Dentro quindi una vera punta per la Villa Cidrese, uno che fino a novembre aveva fatto 6 gol in campionato e adesso è pronto a cercare il settimo per la sua squadra e per se stesso. Gli darà spazio a 6. Richiamato dal cambio, fuori a 6 ufficiale, e torna in campo Manuel Piras. Sorride anche a 6 per lui. Un applauso per Piras, lui di Villa Cidro, lui che era tornato col botto segnando tanti gol pesanti fin da subito, che adesso torna per fare quello che gli riesce meglio, ovvero il gol. Lungo avanti a Pinna, subito verso Piras per metterlo subito a suo agio, ma il pallone non è che fosse proprio di quelli più comodi, soprattutto troppo alto. Sì. Intervento di Pitau, poi Pitau scappa via Pitau, c'è Piras dall'altra, Pitau tutto da solo, anche Leleu, Pitau che ne troppa se stesso, alla fine non c'è fallo, Pitau la protegge in maniera irregolare e alla fine il fallo lo commette lui, ma ha fatto veramente una grande azione Pitau, poi si è perso sul più bello, quasi non si aspettava di arrivare fino a lì. D'Agostino, duello con Matteo Pinna. L'Agostino giù senza fallo, si rialza per lottare. Matteo Pinna si gira ma rischia, alla fine Cirronis alla vecchia maniera e in mezzo a Minerva e a Nedda è passato Paulis. Cirronis, Paulis, Sant'Elena che ha recuperato, che la fa rigirare. Lungo a Giargia, Mattia Pinna, Rosa Castaldo, Pitau che adesso sta lì a riprendere fiato, anche perché saranno fondamentali le energie, i residui di energia da qui alla fine. 20 minuti più recupero, anzi meno di 20 minuti più recupero al triplice fischio. Punizione Sant'Elena. Ancora una volta Iesu sul pallone, deve aspettare per i saltatori, occhi centimetri di Angiargia, c'è Rotaro anche, occhio ovviamente a Ferro che di testa ha già timbrato oggi, è arrivato anche capitano Pinna e sta arrivando Minerva, tutte allineate al limite dell'area di rigore. Cross morbido, Toro la tiene, e adesso aspetta che i suoi si risistemino. Gli altri cambi intanto dovrebbe essere avanti la Nosè in casa del Villa Massaggia, il Tortolì avanti del derby contro l'Idolo, l'Arborea sta vincendo in casa contro la Tarros e poi Cuspini ancora avanti in trasferta contro l'Orolese, Atletico Cagliari avanti 1-0, così sembrerebbe in casa dell'Atletico Masainas. Poi alle 18:30 oggi stesso si gioca a Sergio Suta e domani invece si giocano Pirri Castiadas e Cus Cagliari Terralba, due partite sicuramente che attirano l'occhio sia della Villa Cidrese che del Sant'Elena, con Cus Cagliari e Castiadas ancora rivali dirette per il terzo posto in campionato. Leleu si gira ma poi non può tenere il pallone, Minerva verso Nain, c'è Rotaro a sinistra, lui vuole giocare ancora sulla destra, Cirronis, Nain,
Non c'è spazio, Nain riflette, cerca un'uscita, cambia tutto, obbliga però Neda a fare qualche passo indietro. Angiargia, Pinna, Angiargia ancora dal suo capitano, lancia in avanti, D'Agostino stavolta guarda e basta, a levarci non poteva proprio. Mattia Pinna si è fatto vedere da Toro, ormai Toro ha deciso che si andrà sempre lungo, è pronto anche Ragazzo a entrare nella Villa C13 ed entra adesso, allora deve aspettare Toro ed entra anche Lussu, quindi immagino Pittau per Lussu e poi forse esce Liliu e infatti Liliu sta uscendo adesso ed entra Ragazzo, c'è spazio per l'ex. E adesso vediamo se Lussu entra effettivamente per Pittau. No, esce Cirronis. Fuori un altro ammonito. Lussu che va comunque a prendere spazio sulla sinistra. Sarà interessante capire se passa una difesa a 3 la Villa C13 con magari Pittau, Saias e Mattia Pinna a comporre il tridente difensivo, oppure se diventa semplicemente l'esterno sinistro di un 4-4-2 Lussu. Lo capiremo quando la squadra sarà schierata, più allineata. Tanto Muscas guadagna la punizione. Forse Lussu addirittura esterno alto a sinistra, con Muscas trequartista, Manuel Piras largo a destra, quindi si rimane 4-2-3-1 così come iniziata la partita. Rimessa a Sant'Elena, sta cercando la via per essere pericoloso nel finale di partita. Ferro in mezzo a 3 maglie giallo-blu, era difficile fare meglio. Pinna alza nuovamente, allora corre l'argentino, pescato in fuorigioco. E con calma è Toro a prendere il pallone e io credo pochi dubbi, si va col lancio lungo, adesso il peso davanti è aumentato con Ragazzo, adesso non c'è dubbio su chi sia il riferimento offensivo dopo un primo tempo in cui c'erano tanti scambi di posizione. Proprio adesso che l'ho detto, come tante volte è capitato oggi, Toro non è andato col lancio lungo, poi Ragazzo dice guardate che io non ho fatto niente, però la butto fuori perché lo vedo a terra. Angiargia è andato giù nel contrasto con lui in effetti. Però servirebbe un replay in questo momento. Replay così non si può avere, però si può tornare indietro se volete con la diretta su YouTube, tutto abbastanza semplice da fare. Forse una sbracciata di Ragazzo, il tentativo di liberarsi per la sponda e Angiargia colpito al volto. Questa può essere una ricostruzione. Un mezzo 5 tra Angiargia e Ragazzo che si spiegano, infatti Ragazzo dice guarda io ho allargato il braccio, quindi insomma ricostruzione abbastanza azzeccata.
insomma, mi sembra nulla di che per Angiargia, però se arriva il collaboratore della panchina, ovviamente per regolamento il giocatore deve uscire e poi può rientrare quando c'è l'ok di Truocchio, giustamente, ok, è arrivato subito perché la Sant'Elena manca solo non avere il suo difensore centrale in questo momento. Lussu, Muscas, ancora Muscas, va via Muscas, spinge fino in fondo, deviazione sul cross, calcio d'angolo Villa Cidrese, a Cacciadelle +2 quando siamo al 34esimo. E D'Agostino, canto direttamente dalla panchina della Villa Cidrese a prendere il pallone dopo la richiesta di Truocchio. È chiaro che il Sant'Elena fa di tutto per evitare ogni minima perdita di tempo. È chiaro che invece dall'altra parte Sant'Elena, laddove può rosicchiare qualche secondo e qualcosa di più, lo fa e lo fa anche con piacere. Per adesso all'angolo, in suo favore, cross di Gastaldo, di testa, così Saias. Tra l'altro io penso ci fosse anche fallo. Alla fine sarà semplice rimessa dal fondo. Occhio intanto, discutono Minerva e Mattia Pinna. E occhio anche perché siamo pronti ad assistere a un'altra sostituzione. Michel Meda tra poco dentro. Rimessa a Sant'Elena. D'Agostino. Lottaru davanti a lui Matteo Pina, D'Agostino la lascia uscire, la vuole subito Nain. De Sidi prima, così Toro ringrazia e va giù per prendere secondi in più. Deve aspettare invece Medda per entrare, dovrebbe uscire Rosa Gastaldo. Lungo Toro, Pinna, poi Nain, Paulis per Piras, non trovato, Muscas, Minerva in ritardo, punizione del Villa Cidrese. Vogliono il cambio e stavolta vengono ascoltati dalla panchina della Villa Cidrese. Fuori Rosa Gastaldo, una traversa e che traversa, colpita inizio partita, uno splendido assist, la firma in qualche modo ce l'ha messa nel 2-1 per la Villa Cidrese. L'assist per il gol di Azzei, dentro Michel Medda. Medda che, manco a dirlo, è dentro per stare davanti alla difesa e dare una mano. Lussu intanto, bella giocata, Muscas, Costeso, l'idea per il ragazzo, ma è attento Sanna che copre benissimo il primo palo. Poi aspetta un momento e adesso Lungo a combattere sulla seconda palla. Fallo su Ieso, Mattia Pinna deve scappare via, Truocchio lascia giocare subito, ma non l'ha giocata bene a Nedda. Piras recupera il Sant'Elena, un po' difficoltà Piras, si vede che da tanto che non calpesta in partite ufficiali il terreno di gioco. È chiaro che abbia bisogno anche di tempo per ritrovare la miglior condizione. Adesso Piras però un po' di spazio, cerca ragazzo, neutralizza il Sant'Elena. Pinna, il tempo comincia a essere non tantissimo, 7,5 più recupero, e questo è il tempo che ha la squadra di lui per quantomeno pareggiare e non andare a -4 dalla zona playoff.
Saias, lungo. Villacci Trezze che in questo momento uscirebbe dalla fase più delicata della stagione, dai 5 scontri diretti consecutivi, con 4 vittorie e un pari. E occhio intanto, Lussu contro Dessì, è più fresco Lussu, va con la finta Lussu, in area di rigore, con l'esterno, la testa di Pina da allontanare, poi Minerva con la spalla, Meda Lussu, non c'è fallo, gioca la Villacci Trezze. All'indietro Matteo Pinna, Mattia Pinna, alza il pallone in avanti, Angiargia col fisico, Pinas si tiene davanti, poi finisce giù, non c'è fallo e si riparte con la rimessa dal fondo, ma contrasti, scelte molto in linea con quello che è stato oggi il metro di giudizio di Truocchio, che ha, credo non abbia mai fischiato uno spalla contro spalla, e direi anche giustamente, mentre stavolta c'è il richiamo dell'assistente che agita la bandierina e dice che il fallo l'ha subito Ferro. Calcio di punizione Sant'Elena che adesso può portare gli uomini. Ci sono già Ferro, Rotaru, D'Agostino, sta arrivando Nain, sta arrivando Minerva e chiaramente stanno arrivando le due torri, Pinna e Angiargia. Ma è un tutti in the box. Comincia a ragionare così il Sant'Elena perché chiaramente ha poco da perdere, mentre lì vicino si è mosso tanto teso Marrocco perché sa quanto sarebbero importanti questi 3 punti per la sua società. Sul pallone come sempre Jesu, occhio a Daneda, largo sul secondo palo. Palla invece sul primo di testa, Pinna, poi il pallone è pazza e arriva il 2-2, ha segnato Ferro, Gonzalo Ferro, forse con un tap-in non chiarissimo. Intanto c'è anche un giallo per Paulis che protesta, non so benissimo il perché. Fa festa invece il Sant'Elena perché 2-2 adesso il punteggio al comunale di Villacidro. Quando sembrava ancora una volta una partita gestibile, controllabile, la Villacci Trezze trova, subisce anzi un colpo che non si aspettava, il colpo l'ha trovato invece il Sant'Elena. Quando non riusciva più a portare gli uomini in avanti, a triangolare, ad avvicinarsi in maniera pericolosa alla porta di Toro, è bastato un calcio alla fermo ben sfruttato e allora finale assolutamente incerto, 2-2. Meda, il cambio verso Lussu, su di lui Dessì, passa Lussu, Dessì, Ferro vuole proporsi sulla fascia, Dessì cambia tutto, Paulis la devia, protesta il Sant'Elena perché forse c'è stato un tocco di braccio, ma si gioca comunque. Allora palla dall'altra parte per Muscas, ragazzo in area, Muscas, forte Muscas, qualcuno esultava l'uso del movimento della rete, ma il pallone è sul fondo. Si riparte da Sanna, ancora parità e uomo a terra per il Sant'Elena, penso di sì. Tra l'altro pronto anche un cambio, proprio De Sì dovrebbe uscire. Chiamato il cambio, chiamato adesso il cambio, esce lui ed entra Matteo Saba, se vedo bene, addirittura forse doppio cambio. No, in verità c'è stato anche un cambio sul che tiene in mano i cartellini con i numeri da mostrare all'arbitro. Insomma, il cambio comunque dovrebbe essere fuori del sì e dentro Matteo Saba. Matteo Saba che si è già tolto anche la pettina e De Sì già lo portano via e dicono dai, velocemente lascia il campo perché
vogliamo andare a vincerla e non abbiamo tempo da perdere. Questo è un po' il segnale mandato dal Sant'Elena. Cambio anche nella Villa Cedrese. Fuori Matteo Pinna e dentro Figus. È arrivato quasi in sordina il cambio, almeno la preparazione del cambio. Forse ne ha approfittato di questo momento di fermo Piras per accelerare le operazioni. Quando manca 1 minuto e mezzo più recupero al triplice fischio. Siamo ormai verso gli ultimi atti di questa sfida. Ragazzo, anche lui si è visto poco da quando è entrato. Lussu. Figus si è sistemato largo a destra e quindi Piras si è avvicinato, adesso ruota più intorno a Ragazzo, mentre è abbastanza nervoso Lussu per questo intervento subito. Così, tanto tempo che passa, però praticamente non si è giocato per 2 minuti. Sarà interessante scoprire tra poco, tra meno di 30 secondi, a quanto ammonterà il recupero. Cinque minuti, dice la cartellina. Tanto Trucco fa giocare, qualcuno dovrà esporre il recupero. Io già ve lo dico, sono 5 minuti e 5 minuti che iniziano a decorrere da già qualche secondo. Figus, Lussu fuori per sangue, forse comunque vuole tornare in campo, aspettando l'ok di Truocchio, che ha perso palla alla Villa Cedrese, che ha anche l'uomo in meno. Occhio all'arrivo di Ferro. Ferro in area di rigore, sterzata, toccato, si lamenta. Truocchio dice si gioca, poi Meda la mette fuori. Va bene entrambe le squadre, perché Ferro può essere nel caso medicato e la Villa Cedrese ha tempo per rimettere in gioco Lussu, che è ancora fuori. Ancora giù Ferro. Ancora acqua per Lussu, Ferro si è alzato e 1 minuto di recupero è già andato, meno di 4 ancora da vivere insieme. 2-2. Prima avanti il Sant'Elena, poi la rimonta della Villa Cedrese e poi il pari del Sant'Elena. Da una parte i gol di Paulis e di Azzei, dall'altra la doppietta di Ferro. A prescindere da come finirà, non male la prima sulla panchina del Sant'Elena di Loi. Fallo subito da Paulis. Saias, 3 minuti ancora a giocare. Si fa vedere Paulis. Rotaro dare fastidio. In avanti Saias verso Muscas. Minerva ci mette la testa. Poi Lussu. E poi un pallone per un secondo ripreso da Sava, ma già recuperato dalla Villa Cedrese. Lussu sono 2 Genari, anche 3. Cross deviato sul nascere che arriva a Muscas. Figus prova a calciare. Ancora palla Villa Cedrese. Kumpitao che si ritrova a destra. Ha preso la posizione di Matteo Pinna. Vediamo se va col destro o col mancino. Sceglie il mancino, Pinna allontana, addosso a Truocchio che deve per regolamento fischiare.
allontana via il Sant'Elena. Villaci Trezze che ci prova nel finale. Lungo Paolis con la testa e la palla allontanata e poi col piede in maniera definitiva, ed è quasi un assist per Jesu. Mattia Pinna a chiudere, possesso Sant'Elena, l'occasione per gli ospiti. Arriva Nain, 90 secondi alla fine della partita. Sarà una touch direttamente nel cuore dell'area di rigore. Occhi in movimenti, proprio nel cuore. Mattia Pinna, poi Saba per Pinna che con l'esterno ha messo fuori la palla della vittoria, di una vittoria che però sarebbe stata soltanto immaginata, perché c'è stata comunque la segnalazione di fuorigioco. Con l'esterno è andato Pinna, non aveva trovato la porta da due passi. Saias, Medda, siamo negli ultimi 40 secondi, siamo veramente agli sgoccioli ormai, di speranza e paura da una parte e dall'altra, perché il pareggio vuol dire essere tutti vicini, una sconfitta può pesare tanto, sia da una parte che dall'altra. Lussu non riesce a tenerla, Jesu si gira, ha subito fallo e allora il Sant'Elena ha un'ultima chance, 10 secondi, può esserci il tutti in the box per mettere fine a questa sfida. Andranno tutti, mi immagino, non tutti, vuole prudenza lui. Sul pallone Jesu, la velocità che mantiene gli avversari fuori dall'area di rigore. Gioco di nervi sull'ultima punizione, sull'ultimo schema della partita. Poi occhio, perché Mattia Pinna protagonista con Nain. Nain chiede il rosso, immagino, non il giallo. Addirittura Musca sa fermare Nain, non so cosa sia successo. Tanto il giallo però ce l'ha in mano Truocchio per entrambi, sia per Mattia Pinna che per Nain. Non va così male a nessuna delle due. Sant'Elena che ha poco da perdere allora, per buttarla in mezzo e colpire, perché poi la partita è finita. 51 minuti, siamo già a 6 oltre il tempo regolamentare, adesso si va. Palla di Jesu in mezzo, ferro di testa, era in fuorigioco e allora finisce qui al Comunale di Villacidro. Pareggiano 2-2 la Villaci Trezze e il Sant'Elena. Villaci Trezze che resta imbattuta nel 2025, Sant'Elena che resta imbattuto in trasferta in questo campionato, è un pari che può smorzare un po' un sorriso, non può rendere pienamente felice nessuna delle due squadre. È un pari che conferma una lotta più che mai aperta per quel terzo posto in classifica, che vuol dire playoff, che vuol dire anche ultima spiaggia, perché hanno vinto il Tortoriello Lanusei, che allora scappano via. Sono anche le ultime immagini queste che vi trasmettiamo dal Comunale di Villacidro. Grazie a Riccardo Carta per aver avuto cura delle immagini, grazie a tutti voi che ci avete seguito su YouTube. Vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace, a seguirci su Facebook e Instagram per tutti gli aggiornamenti, un contributo facilissimo, minimo, ma che fa la differenza nel mondo per noi, per aiutarci a proporvi produzioni sempre più di alto livello, giorno dopo giorno. Grazie davvero, da Luigi Falco è tutto, buona serata.